veramente 11 anni e la difficoltà aumenta anziché purtroppo diminuire, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione sia dall'aspetto burocratico ma anche dei volontari, che è l'aspetto più importante quando si organizzano questi eventi. E avere al fianco comuni come quelli presenti, che anche gli altri comuni che partecipano, che sono sempre disponibili a collaborare con trovare volontari, è sicuramente la parte più importante di quando si organizza un evento. Cioè noi abbiamo i nostri volontari che per l'amor di Dio ci seguono da anni, e c'è chi prende le ferie, chi diciamo si porta via la famiglia a tempo libero, però molto importanti sono anche i volontari che solo per la domenica del passaggio ci danno una mano, che sono tutti volontari che grazie alla collaborazione con i vari comuni riusciamo a, come diceva il sindaco di Corbola, quest'anno abbiamo una variante che appunto riguarda il comune di Corbola, però sostanzialmente il percorso rimane invariato, per cui tutti i partecipanti potranno ammirare. Chiaramente i primi non guarderanno, come si diceva prima, il percorso, però ci sono anche quelli che vanno un po' più piano e potranno ammirare appunto il fiume Po, che per noi forse è alla base di tutti i giorni, ma non lo è per tutti gli altri.